A Padova esiste un problema che non è una leggenda. È una cosa che chi lavora con gli archivi conosce bene. Nei sotterranei di alcuni edifici storici, monasteri, università, palazzi antichi, mancano dei registri. Non bruciati, non rubati, mai esistiti ufficialmente. Eppure in più occasioni studiosi diversi hanno citato le stesse identiche persone, con gli stessi nomi, le stesse date di nascita, ma senza alcuna traccia anagrafica. Come se Padova, in certi periodi, avesse prodotto individui che poi ha deciso di cancellare. La cosa inquietante è questa. Ogni volta che qualcuno prova a ricostruire quei nomi, smette di farlo. Non per paura, non per minacce, semplicemente cambia argomento, come se non ne valesse più la pena. E l'archivio resta lì. Chi lo ha visto dice una cosa sola: non contiene segreti, contiene assenze.